Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Fra pochissimo ci collegheremo con Genova, il nostro Lucio Zanato, per raccontarci l'avvio ufficiale con l'alzabandiera della 97esima adunata nazionale degli alpini. Solo per dirvi che ci sono due notizie di cronaca di cui vi parleremo fra pochissimo, e cioè purtroppo l'ennesima vittima del lavoro in Veneto, un operaio cinquantenne morto precipitato a Martellago dal tetto del cantiere in costruzione di un supermercato. Fra poco ce lo racconterà Ilaria Marchiori. E poi anche due minorenni che sono stati raggiunti da un DASPO per aver minacciato di morte per derubarlo di appena 20 euro un quindicenne. Questo accade a Padova. C'è molta cronaca di cui parlare, però non possiamo non dare subito la linea a Lucio Zanato in quel di Genova, perché oggi inizia di fatto la 3 giorni alpina. Buongiorno Lucio. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta, e come sempre con questo gesto inizia anche per il gruppo Media Nord-Est la 97esima adunata nazionale degli alpini. È iniziata questa mattina sostanzialmente in maniera ufficiale con l'alzabandiera. Prego la regia di mandare le immagini con l'inno degli italiani. Ricordiamo che l'inno degli italiani è nato qui a Genova. Genova città di mare ma anche città alpina. Ricordiamo che il general Cantore, che ricordiamo dà il nome a una delle caserme più famose, più importanti, più vissute degli alpini nella zona della Carnia, è proprio di Genova. Però l'immagine più bella che voglio raccontarvi è questa, cioè quella di Viale 20 settembre, dove ci sarà lo sfilamento domenica, una parte dello sfilamento nel cuore di Genova. Guardate già quanta gente, quanti alpini, quante famiglie partecipano a questo momento insieme, che si ripete ogni anno a livello nazionale. E poi naturalmente ricordiamo la Triveneta degli alpini. Allora io a questo punto con Alberto Pivetta però andrei a sentire le voci. Allora intanto diciamo la parte ufficiale. La parte ufficiale è stata con l'intervento naturalmente della sindaca Silvia Salis, che ha voluto ricordare, si è soprattutto rivolta ai giovani dicendo uno spirito di servizio vi deve caratterizzare, quello spirito di servizio che è tipico degli alpini che sono stati ricordati proprio perché tra i primi ad intervenire anche qui nel caso del Ponte Morandi. Ieri c'è stata anche la cerimonia proprio in ricordo delle vittime del Ponte Morandi, alpini che comunque sono stati abbracciati dalla città. Proprio l'ha detto, la città vi abbraccia, e questo naturalmente ha spento tutte le polemiche dei giorni scorsi relativi alla presenza degli alpini appunto a Genova. Poi naturalmente ci sono stati gli altri interventi, Sebastiano Favaro, il presidente nazionale, il capo di Stato Maggiore degli alpini, ovvero il generale di Corpo d'Armata Alberto Vezzoli, ma tutti improntati sul servizio degli alpini, il servizio alla comunità, sia in armi che in congedo. Questo è stato anche il tema che ha affrontato il presidente Sebastiano Favero. Dietro alle mie spalle, come vedete, c'è la cittadella, diciamo così, degli alpini, dove ci sono tutte le armi ed è frequentatissima, e qui invece ci troviamo con gli alpini invece di Casella d'Asolo. Perché Casella d'Asolo? Perché noi vogliamo sentire le voci di chi questa adunata la sta vivendo personalmente. Allora, tanto buongiorno, il suo nome e il suo cognome. Buongiorno, Nico Basso, Casella d'Asolo, gruppo alpini. Ecco, sezione del Monte Grava, che bisogna precisare esatto. anche di che sezione. Altrimenti il Presidente Rugolo si arrabbia. Esattamente, il Presidente Rugolo si arrabbia. Allora, quando siete venuti qua? Noi siamo arrivati ieri mattina, siamo parcheggiati un po' lontani, però l'accoglienza dei cittadini genovesi perfetta, a fronte delle polemiche che ci sono state la settimana scorsa con il sindaco Salis. Però diciamo che si pensava di trovare un po' di qualche ostacolo, invece massima disponibilità, anche magari a malincuore. Ringraziamo la sindaca, perché lei l'ha sentita prima che ha parlato, e quando ha detto Genova abbraccia gli alpini, insomma
Sì. Polemiche concluse. Polemiche concluse, la classica frase di circostanza, però polemiche concluse. Sarà un'altra grande bellissima adunata come tutti quanti gli altri anni e viva gli alpini sempre. E insomma un modo anche per dire a quelli indecisi dell'ultimo minuto: venite, perché comunque qualcosa si combina insieme. Assolutamente sì, chi rimane a casa per paura di quello che avevano sentito stanno sbagliando completamente. Dovrebbero arrivare senza nessun problema. Grazie. Allora io tengo la linea ancora per un attimo per dirvi che noi stiamo cercando di capire anche quell'altro tema che avevamo affrontato qualche giorno fa, ovvero la presenza dei muli degli eredi di Roso qui a Genova. Pare che la situazione si stia risolvendo, bisogna capire se nel frattempo da Vittorio Veneto sono riusciti a trovare un camion per caricare i muli per permettergli di sfilare qui appunto nel cuore di Genova, ma a livello burocratico pare che tutto si sia risolto. Per il momento da Genova è tutto. Naturalmente prossimi collegamenti nelle prossime ore. Vi ricordo che domani sera ci sarà una lunga diretta come sempre per vivere insieme la serata pre-sfilamento degli alpini di domenica mattina. Da domenica mattina dalle 7:30 in diretta racconteremo la sveglia degli alpini e poi naturalmente tutta la giornata la dunata. Insomma, come sempre il gruppo Media Nord-Est è presente dove ci sono gli alpini, e con questo a te la linea. Grazie a Lucio Zanato, Alberto Pivetta e a tutti gli inviati a Genova. Intanto raccontiamo anche il viaggio verso Genova, ad esempio con gli alpini di Marostica. Partenza all'alba, direzione Genova. Poi una pausa in autogrill come da tradizione. Un viaggio in allegria e in amicizia per gli alpini delle sezioni di Marostica e Asiago. Altri li seguiranno nelle prossime ore, altri ancora domani e qualcuno all'ultimo momento, giusto in tempo per essere presenti all'ammassamento e per sfilare davanti alla città imbandierata domenica mattina. Pure loro si fermeranno in autogrill per il rancio, per una fetta di soppressa. Naturalmente e rigorosamente di casa non ci sono alternative, per un bicchiere di vino e una canzone in compagnia. Se poi ci sono anche il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo, e quello di Rozzo, l'alpino Lucio Spagnolo, è come se con le penne nere ci fosse l'intera comunità in un grande abbraccio collettivo fra amici. Da Marostica agli alpini del Bassanese e di Bassano, vediamo anche loro come si stavano preparando in queste ore. 97esima adunata nazionale degli alpini. A Genova è tutto pronto e nella città ligure stanno arrivando penne nere da tutta Italia. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Genova si prepara ad accogliere le 400.000 persone attese per il fine settimana. Tantissimi gli alpini partiti nella notte dal Bassanese, molti altri si metteranno in macchina nelle prossime ore. Ecco il presidente dell'ANA Montegrappa Giuseppe Rugolo in viaggio con altri alpini verso il capoluogo ligure. Gli alpini hanno il cuore buono, hanno un animo generoso, gli alpini non hanno paura delle critiche gratuite e in ogni caso c'è da ribadire una cosa: gli alpini non creano i problemi li risolvono da sempre. Perciò questo è lo spirito con cui noi andiamo alla dunata. Andiamo alla dunata a Genova portando la nostra simpatia, la nostra fierezza, la nostra empatia. Nonostante tutto, dunque, c'è voglia di adunata e l'entusiasmo come sempre non manca. Ore 2:30, sede alpini di Casoni di Mussolente. Sono già arrivate a Genova anche le penne nere di Sant'Eusebio e Varrovina. E ora, con le gambe sotto il tavolo, farà una buona merenda di pesce e accompagnerà questa bellissima festa insieme ai genovesi. La dunata si prospetti buona, nonostante le polemiche, comunque cerchiamo di viverla con gioia. Giornata di viaggio e di lavoro per il montaggio degli accampamenti alpini. Le tende, le brande, le cucine, non manca nulla. Veci e Boccia, tutti all'opera per rendere indimenticabile anche la dunata di Genova. Primo corvée cucina della dunata 2026. E a Genova intanto è arrivato anche il presidente Rugolo che da Piazza De Ferrari saluta tutte le penne nere. Genova è una città meravigliosa, una città di mare ma una città alpina e gli alpini la stanno abbracciando pian pianino
con l'aiuto e la simpatia di tutti i genovesi. E ancora abbiamo visto Casella d'Asolo, le penne nere intervistate in diretta da Lucio Zanato, la marca trevigiana, il racconto della preparazione delle ultime ore prima della partenza con il gruppo di Treviso. Porteremo lo striscione, quello del Reginato, porteremo 5 bandiere e porteremo il nostro gagliardetto, quindi siamo presenti. Penne nere del gruppo Città di Treviso a Genova per la 97esima adunata nazionale degli alpini. Dal cuore del capoluogo della marca salsa Reginato presente, anche se non con un gruppo folto come in altre circostanze. Noi siamo una ventina di alpini, siamo 3 piccoli gruppetti che ci stiamo preparando per andare a Genova. Non ci sarà il gruppo Città di Treviso perché non siamo riusciti a fare una corriera, di conseguenza ci siamo organizzati 3 gruppetti. Capoluogo ligure, città profondamente alpina, ospita l'adunata per la 6ª volta, ma Genova è geograficamente lontana e con spazi urbani ridotti, difficile ipotizzare un'invasione di penne nere. Anche dal trevigiano più di qualcuno resterà a casa, ma i gruppi del territorio cercheranno comunque di marcare presenza. Da quello che abbiamo sentito qualcuno non verrà. Città, centro storico impegnativo per il traffico, per i parcheggi e per tutto. Adesso vedremo, però cercheremo di fare il nostro meglio, insomma. Lo ricordava Lucio Zanato, Rete Veneta ovviamente seguirà passo per passo la grande adunata e allora come sempre trasmetterà la giornata clou, quella del 10 di maggio, con la diretta che inizierà alle 7:30 del mattino e vi porterà dentro lo sfilamento di oltre 80.000 penne nere con le emozioni e le voci del grande evento. Anche voi ovviamente potrete partecipare con i vostri messaggi da casa per esprimere il vostro affetto e il vostro saluto alle penne nere. Già domani sera comunque vi racconteremo la serata con la vigilia del grande sfilamento e poi dalle 7:30 lo vedete di domenica, tutto in diretta e per tutto il giorno. Chiudiamo la pagina dedicata agli alpini e lo dicevamo in apertura, apriamo quella della cronaca e la cronaca ci parla dell'ennesima vittima sul lavoro nel Veneto. Parliamo di un operaio 50enne precipitato dal tetto di un cantiere di un supermercato Lidl in costruzione a Martellago, dove si trova in diretta Ilaria Marchiori. Buongiorno. Sì, buongiorno anche a te Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui a ridosso del cantiere dove si sta costruendo questo supermercato in via Circonvallazione a Maerne di Martellago. È successo ieri in tarda mattinata, l'uomo, un 50enne di origine marocchina, stava lavorando sul tetto. Era dipendente di un'azienda specializzata nella posa di guaine, impegnata proprio nella realizzazione della copertura della struttura, una ditta in subappalto, quando per motivi in corso di accertamento da parte dei tecnici dello Spisal è caduto da un'altezza di circa 5 metri. Le sue condizioni sono apparse critiche immediatamente sul posto. Poco dopo è giunta l'ambulanza che l'ha portato all'ospedale L'Angelo di Mestre. Hanno fatto di tutto per stabilizzarlo, ma nel primo pomeriggio non c'è stato più nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati nella caduta. E dopo i rilievi di rito sul posto sono giunti anche i carabinieri, oltre ai tecnici dello Spisal dell'Ustre Serenissima e ovviamente i soccorsi. Ora bisognerà ricostruire la dinamica della caduta e verificare anche il rispetto delle norme di sicurezza. L'area del tetto ovviamente nel frattempo è stata posta sotto sequestro. E proprio per parlare di sicurezza sul lavoro siamo qui insieme alla CISL, Dario De Rossi, segretario della CISL di Venezia con delega alla sicurezza, che insieme agli altri sindacati è concorde nel dire che bisogna lavorare di più per garantire la sicurezza nei posti di lavoro. Sì, portiamo le condoglianze comunque alla famiglia e ribadiamo con forza che ai giorni nostri nel 2026 non è più possibile che un papà, un figlio, un genitore non debba ritornare a casa dal lavoro. Purtroppo noi come provincia di Venezia rispetto al Veneto abbiamo una maglia nera, siamo secondi solo a Verona rispetto agli incidenti mortali. Ribadiamo con forza, anche a seguito del nostro attivo regionale degli RLST che abbiamo avuto un paio di settimane fa, il fatto di aumentare
aumentare la prevenzione. Aumentare la prevenzione vuol dire sicuramente norme importanti che ci sono in Italia rispetto alla formazione, però ciò non basta, dobbiamo investire di più soprattutto sulle persone che sono straniere, alle quali si è notato che manca proprio la cultura della sicurezza. Pertanto dovremo mettere in campo, assieme anche all'INAIL e a tutte le istituzioni, tutto quello che è necessario per far sì che non si debba morire nel luogo di lavoro. A portare il cordoglio dell'amministrazione di Martellago, l'assessore al sociale Silvia Bernardo, il sindaco in questo momento insomma non è fuori città, quindi non si è potuto presentare, ma c'è lei al suo posto. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, io porto effettivamente il cordoglio mio, del sindaco Andrea Saccarola e di tutta l'amministrazione per questa terribile sciagura che ieri ha squarciato la nostra quotidianità, e il pensiero che una creatura si alza la mattina, va a lavorare e non fa più ritorno a casa è un incubo che tutti noi non vorremmo mai sentire, per cui è vero quanto dice il dirigente, segretario, la necessità di creare una cultura della sicurezza diventa una priorità, perché queste cose non le dobbiamo più sentire. Mi stringo alla famiglia, ai suoi colleghi, ai suoi amici, a tutti coloro che l'hanno conosciuto, e un pensiero per questa vicenda terribile. Grazie Silvia Bernardo, ringrazio anche Dario De Rossi. Prima di restituire la linea vi voglio far vedere che oltre alla CISL, che ha posizionato la sua bandiera come avete visto, è intervenuta anche la CGIL attraverso insomma, il sindacato dei pensionati, lasciando questi fiori ma soprattutto questi cartelli con un messaggio chiaro, che è quello che vogliamo ribadire ancora una volta: basta morti sul lavoro. Grazie Ilaria Marchiori. La paura adesso invece a Fonzaso, siamo nel Bellunese per un incendio divampato ieri sera in una abitazione disposta su 3 livelli e che hanno interessato in particolare il piano mansardato dell'edificio. Sul posto le squadre del distaccamento di Feltre con il supporto di unità della sede centrale giunte con un'autoscala e un carro aria, e i volontari del distaccamento del Basso Feltrino. 19 gli operatori impegnati nelle difficili operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell'area, terminate alle 4. Fortunatamente non si registrano persone ferite o coinvolte, e le cause, come sempre, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. La cronaca giudiziaria ci porta a Padova per parlare del delitto che ha visto condannata Diletta Miatello, che non presenterà ricorso in Cassazione. Diventa dunque definitiva la condanna a 23 anni per l'omicidio dei genitori avvenuto nel dicembre 2022 a San Martino di Lupari. Condanna definitiva per Diletta Miatello, l'ex vigilessa urbana d'Asolo ma residente a San Martino di Lupari, sconterà oltre 23 anni di carcere per l'omicidio dei genitori Mariangela Sarto e Giorgio Miatello. La difesa ha deciso di non ricorrere in Cassazione. La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Venezia è diventata dunque definitiva. I fatti risalgono alla notte tra il 26 e 27 dicembre 2022 nell'abitazione di famiglia di via Galileo Galilei a San Martino di Lupari. La madre 84enne Maria morì dissanguata durante l'aggressione con 24 colpi alla testa. Il padre Giorgio, di 89 anni, inizialmente sopravvisse ma morì 2 mesi dopo in ospedale a causa delle gravi ferite riportate nell'aggressione. In appello la pena era stata ridotta rispetto ai 28 anni inflitti in primo grado grazie a un concordato tra accusa e difesa. Restano confermati anche i risarcimenti ai familiari, 100.000 euro alla sorella Chiara e 15.000 euro alla nipote come provvisionale. Dopo la detenzione nei penitenziari di Verona e Trento, Diletta Miatello è stata trasferita nel carcere femminile della Giudecca a Venezia, dove ha manifestato l'intenzione di riprendere gli studi universitari. E poi c'è un giallo che potrebbe diventare da tragedia, incidente, quale sembrava addirittura un omicidio. La morte del 22enne tunisino annegato a Venezia, lo ricorderete, l'abbiamo raccontato all'alba di martedì. Per il cugino, questo 22enne sarebbe stato aggredito prima di finire in acqua.
Si chiamava Jamel Malat, il 22enne di origine tunisina, annegato a Venezia. Una morte che inizialmente sembrava il tragico epilogo di una fatalità, ovvero una caduta accidentale in acqua aggravata dal fatto che il ragazzo non sapesse nuotare, ma sulla quale ora la procura potrebbe aprire un fascicolo per omicidio o concorso in omicidio, al momento a carico di ignoti. Pur abitando stabilmente a Mestre, frequentava Venezia e un gruppo di connazionali. Prima di cadere in acqua a San Polo avrebbe fatto una telefonata ad un amico chiedendo aiuto e ospitalità per la notte. Jamel temeva infatti che qualcuno che in quel momento lo stava inseguendo lungo le calli di Venezia potesse andare a prelevarlo nella sua abitazione mestrina, visto che sapevano dove abitasse. E la domanda è: di chi stava parlando? Si ipotizza di un altro gruppo di connazionali antagonisti con i quali pare ci fossero dei contrasti legati allo spaccio di droga, ipotesi questa al vaglio dei Carabinieri di Venezia. Un importante blitz antidroga messo a segno dalla squadra mobile di Vicenza in quartiere San Lazzaro. Allora andiamo nel capoluogo iberico con Mirko Cavallin e Simone Squarcina. Buongiorno da Vicenza con Simone Squarcina, siamo in Viale San Lazzaro, zona ovest della città, una zona spesso al centro delle cronache, come è successo appunto l'altro giorno, un'operazione della questura di Vicenza che ha smantellato una rete di spacciatori. 3 le persone coinvolte, a cui il questore Federico Zerilli ha destinato un avviso orale. Le segnalazioni sono partite da alcuni cittadini residenti che vedevano un giro sospetto di clienti che frequentavano appunto le abitazioni di queste 3 persone. Queste 3 persone sono state perquisite e in ciascuna di queste case, appartamenti presenti proprio in questo quartiere, sono state trovate quantità di cocaina e hashish e anche ingenti somme di denaro ritenute verosimilmente provento proprio dell'attività di spaccio. Una rete fatta per il momento da queste 3 persone, ma che evidentemente si appoggiava anche ad altre. Continuano infatti le indagini da parte delle forze dell'ordine per verificare se questa rete fosse ancora più larga. Uno arresto è avvenuto proprio in questa zona, il fermo di uno di queste persone coinvolte, che appunto in casa deteneva droga, già in parte anche confezionata, tutta la strumentazione, compresi i bilancini per la suddivisione in dosi, poi da vendere ai clienti che frequentavano proprio i loro appartamenti come zona di spaccio e di vendita diretta. Un'altra operazione importante dunque della Polizia di Stato in questo quartiere San Lazzaro a ovest della città, che è, come detto, spesso al centro delle cronache. Con Simone Squarcina da Vicenza è tutto, a voi. E restiamo nel Vicentino. Oro, denaro contante e movimenti sospetti tra Italia, Austria e Turchia. Un'indagine partita da un normale controllo della Polizia Stradale sulla A22 si è trasformata in una inchiesta internazionale per riciclaggio. 2 vicentini finiti in carcere, sequestrati beni e conti per circa 2 milioni di euro. È partito da un controllo della polizia stradale a Bussolengo, nel Veronese, uno dei filoni investigativi che nell'ambito dell'operazione Golden Cash ha portato la Guardia di Finanza di Verona, in collaborazione con quella di Vicenza, ad arrestare 2 imprenditori vicentini del settore orafo, Sandro Novello, 58 anni, e Federico Micheletto, di 53, accusati di riciclaggio internazionale aggravato di 6 chili d'oro. Durante quel controllo gli agenti fermarono un cittadino turco che trasportava 600.000 euro in contanti. Da lì, secondo la Procura di Verona, era emersa una rete di operazioni economiche sospette tra Italia, Austria e Turchia, con movimentazioni di denaro e compravendite di oro e gioielli, considerate dagli investigatori prive di una reale giustificazione commerciale. Sul punto il colonnello Emanuele Camerota, del nucleo di polizia
Polizia Economico-Finanziario di Verona sottolinea: dopo circa 6 mesi di indagini abbiamo scoperto che 2 vicentini si dedicavano al riciclaggio transnazionale di oro purissimo 24 carati di origine delittuosa. Ogni settimana venivano fatti un paio di viaggi verso il confine del Brennero per vendere 4 kg in media di lingotti che venivano pagati in contanti da clienti austriaci. I 2 vicentini sono stati arrestati e sono stati sequestrati immobili, autovetture, orologi di lusso ed oltre 1 milione di euro di denaro trovato durante le perquisizioni. Le verifiche si sono concentrate in particolare su una gioielleria di Innsbruck, in Austria, gestita da cittadini turchi, e su una serie di operazioni finanziarie ritenute anomale. Per i 2 vicentini il giudice ha disposto la custodia in carcere. Contestualmente la procura ha eseguito un sequestro preventivo di 2 milioni di euro tra denaro, beni e disponibilità finanziarie riconducibili agli indagati. Nell'inchiesta compare anche un terzo indagato, un cittadino italiano residente all'estero. A Padova adesso, dove Federico Fusetti ci parla di questa operazione della polizia che ha portato alla Daspo per 2 minorenni che avevano di fatto minacciato di morte per derubarlo di appena 20 euro un coetaneo. Buongiorno Federico. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Davvero una brutta vicenda, anche grave, tutta tra minorenni, che è avvenuta in un quartiere a est, sud-est di Padova, il quartiere cosiddetto Madonna Pellegrina. Avviene questo, che un ragazzino di 15 anni passa davanti a un istituto scolastico della zona, 2 ragazzi che erano appena usciti dalla scuola lo puntano, gli si avvicinano, lo minacciano di morte, si fanno dare i soldi che aveva in tasca e rientrano a scuola. Ovviamente il ragazzo dà l'allarme, lancia l'allarme ai suoi genitori e poi alla polizia, che arriva e insomma vede questi 2 con fare sospetto intorno alla scuola, li accompagna in questura e si scopre che sono 2 diciassettenni, un italiano e un tunisino, che però sono già noti alle forze dell'ordine, hanno già rapinato altri giovani e giovanissimi nei mesi scorsi e quindi vengono puniti, diciamo così, con il Daspo fuori contesto, cioè significa che per 5 anni non potranno partecipare a eventi sportivi. Non c'entra nulla con lo sport, ma è una misura di prevenzione, anche perché ne avevano già avute altre questi ragazzi, cioè già l'avviso orale, già il Daspo Willy, quindi non è la prima e il primo provvedimento che subiscono. Tra l'altro vengono segnalati, sono stati segnalati anche alla procura dei minori di Venezia per rapina, perché questa è a tutti gli effetti una rapina. Abbiamo parlato poco fa con il questore Marco Dorisio, l'intervista poi la vedremo questa sera insieme nei nostri notiziari, e insomma ribadiva che questi sono comportamenti che poi vengono, diciamo, tutti uniti l'uno all'altro, e quando da maggiorenni questi ragazzi dovessero compiere un altro illecito, un altro reato, un'altra rapina, finiscono in galera quasi sicuramente, perché si cumulano tutti questi fatti commessi anche se da minorenni vengono solo denunciati. E quindi anche questo avviso alle famiglie di stare attente, perché non si scherza con quelli che sono reati gravi, aggravato in questo caso anche dal fatto della minaccia di morte che i 2 hanno esercitato nei confronti del quindicenne. Quindi insomma attenzione su questo. Altro aspetto che il questore ci ha sottolineato, che per diciamo avere la notifica di questo provvedimento i ragazzini devono presentarsi in questura con i genitori, e quello è un momento importante, perché lì si cerca di far capire loro quanto grave è il fatto che hanno commesso. La refurtiva è stata riconsegnata al quindicenne, pensate, 20 euro, quindi vale davvero la pena rapinare un coetaneo per 20 euro? La risposta è ovviamente no. Scusate, Nicola, da me e da Federico Cibotto, siamo davanti alla questura di Padova e ti restituiamo la linea. Grazie a Federico Fusetti. Noi andiamo velocemente in pubblicità e ripartiremo con un'ampia pagina sui furti e le spaccate, a partire dalla spaccata che avevamo raccontato ieri a Vittorio Veneto, subito dopo la pubblicità. Non capisco una cattiveria del genere, non hanno rispetto di niente, ti buttano giù una casa per rubar 10 bici, cioè
Questo è assurdo. Roberto Catto non trova una spiegazione di fronte alla devastazione lasciata dai malviventi che intorno alle 4:30 della notte hanno sfondato con un camion la vetrina del suo negozio Crazy Sport a Menarè di Vittorio Veneto, abbattendo una colonna portante, caricando poi sul mezzo 10 biciclette. Altre 2 sono state danneggiate e sono da buttare. 5, 6 hanno diversi graffi e vanno sistemate. Un bottino che si aggira intorno ai 40-50 mila euro. Mi hanno portato via 3 bici dei clienti che fanno più male delle mie, perché comunque non è per restituire, comunque gli hanno portato via un bene che non erano a casa sua e quindi erano qui da me, quindi mi sento anche responsabile delle bici altrui. Ma i danni maggiori sono quelli a livello strutturale. Fra furgoni, casa, negozio, bici, sono centinaia di migliaia di euro di danni. Nel giugno 2024 Catto aveva subito altre 2 spaccate nel giro di una ventina di giorni l'una dall'altra. Nell'ultimo colpo i ladri avevano rubato 16 bici usando un furgone poi abbandonato sui binari e travolto dal treno regionale Belluno-Conegliano. Dopo questo furto aveva messo in sicurezza il negozio pensando fosse sufficiente a bloccare i malviventi. Però se ti entrano dentro con un camion e buttano sulla casa, puoi mettere tutto quello che vuoi davanti. Cioè, non sappiamo più, giuro non so cosa fare, come poter impedire un'altra cosa del genere. Rispetto ad allora, oggi i danni riportati dalla sua attività sono ben maggiori e Catto è costretto a fermarsi. Dovrò star fermo almeno una settimana di lavoro, perché comunque non ce la facciamo lavorare decentemente. Dovrò dormire qui un mese noleggiando un camper, un mese ci vorrà per mettere a posto. Come 2 anni fa dovrà noleggiare nuovamente un camper per trascorrere la notte a presidio del negozio in attesa che venga messo nuovamente in sicurezza. Loro fanno il furto adesso, sanno che tu per un mese non sei in sicurezza e quindi ritornano a cercare perché vanno dentro più facilmente e quindi bisogna dormire qua un mese finché tutto non è in sicurezza e poi sperare che non buttino giù la palazzina per rubarti altri 4-5 bici. Un mese fa Roberto Catto ha festeggiato 25 anni di attività e oggi, nonostante la devastazione, la voglia di rialzarsi ancora una volta e di andare avanti è più forte della rabbia e dell'amarezza. Come si torna al lavoro dopo questa esperienza? Però non voglia di smettere, di mollare tutto. No, è una vita di lavoro questa. È una vita. Dunque siamo rientrati, l'amarezza del proprietario a Vittorio Veneto, dai furti alle rapine. C'è la terribile storia di proprietari anziani sequestrati e tenuti in ostaggio dai banditi che sono entrati in casa per rubare 40.000 euro. È successo a Sacile. E ci hanno detto di stare calmi, che non sarebbe successo nulla se rimanevamo calmi e tranquilli. Io ho cercato di collaborare da subito perché non avevo nessuna intenzione che la cosa sfociasse nel dramma. Una notte di terrore, quella vissuta dal noto critico d'arte Giovanni Granzotto e da sua moglie nella loro villa in Viale Zancanaro a Sacile. La coppia, sorpresa nel cuore della notte insieme al proprio cane, è finita nel mirino di una banda di rapinatori composta da 3 uomini a volto coperto dall'accento riconducibile all'est Europa. I 2 coniugi sono stati tenuti in ostaggio dai malviventi per diversi minuti, mentre tra gioielli antichi, orologi di valore, bottiglie di vino pregiato e oltre 1.000 euro in contanti, il colpo ha fruttato un bottino di circa 40.000 euro in totale. Ho dato delle indicazioni dicendo che soldi non ce n'erano, non c'era una cassaforte, però ho indicato dove si trovavano i gioielli e diciamo con il palo che è rimasto in camera nostra che ha anche controllato mia moglie cosa avesse al polso, un orologio, ma che non ha osato strapparglielo. Sono riusciti verso il giardino, almeno così ho trovato le tracce, dallo stesso
punto in cui erano entrati. Secondo quanto appreso sul posto, la banda sarebbe entrata attraverso il cortile posteriore da una finestra del piano terra con la tecnica del foro. Al momento sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Sacile su quello che non sembrerebbe essere un episodio isolato sul territorio. Dalle forze dell'ordine e dallo stesso Granzotto sarebbero state segnalate anche altre ville colpite allo stesso modo, non solo in Friuli ma anche in Veneto. Non si esclude possa trattarsi della stessa banda, ma saranno le indagini dei carabinieri a fare chiarezza. Rapinati e sequestrati, c'è invece che è stato derubato e l'unica fortuna è che non si è accorto di quello che stava accadendo perché stava dormendo, ma la paura resta e forse l'angoscia ancora di più. Un'anziana che è stata derubata 2 notti fa a Cassola. E mi trema mia mamma, e perché ho paura di andare in letto. E ora, cosa devo fare adesso? Perché non è tanta paura, ho paura sempre che delle volte tornano, ti fanno qualche cosa che non va. Quello è, perché dopo quando uno è da sola, è anche anziana, sai come che è. Grande la paura per Ornelia Tonziello, 89 anni. I ladri sono entrati nella sua abitazione durante la notte, proprio una delle poche occasioni in cui era riuscita a prendere sonno. La signora vive da sola da 5 anni in via Sterni, a Cassola. Stavo dormendo, non ho sentito niente. Lunedì notte, venendo al martedì, sono venuto dentro e mi hanno rotto questa porta qua e a serratura, mi hanno rotto la finestra per andare fuori, anche la serratura là, ha rotto un po' la persiana, sbassata e dopo l'hanno bloccata in qualche modo. E mi hanno preso tutti i gioielli che avevo. Alle 6 del mattino, quando si è alzata dal letto, i malviventi erano già scappati con il bottino. 5-6 anelli, 3 bracciali, 2 girocolli e 200 euro che avevo rendo portamonete e le collane e dopo tutte le perle e le robe le hanno buttato tutto qua, in mezzo al cortile. Nonostante abbiano scassinato la porta e rotto la finestra, né Ornelia né i vicini hanno sentito nulla. I ladri sono riusciti a muoversi nel silenzio, agendo indisturbati e senza fretta. Nella fuga, però, qualche perla l'hanno persa per strada. Io mattina non sapevo, quando vengo fuori via tutta la mia roba, tutto fuori. E che è successo? E loro vado in camera a vedere una camera e là ho trovato il comò aperto e tutte le scatole aperte e le scatole buttate via e tutti i gioielli saranno presi tutti. Adesso torniamo in Friuli, andiamo a Tarcento, provincia di Udine, parliamo della mamma con 2 figli e anche i 2 cani scomparsi dal Piacentino, continuano le ricerche in quella zona, siamo a Tarcento con una svolta perché si indaga per sottrazione di minori, è così, lo chiediamo a Francesco Pezzella, buongiorno Francesco. Sì, buongiorno, siamo qui a Tarcento dove è stato installato il campo base per le ricerche di Sonia Bottacchiari, 49 anni, con i suoi 2 figli di 14 e 16 anni e 4 cani, scomparsa dal Piacentino ormai dal 20 di aprile. La sua auto è stata ritrovata qui vicino, in un posto non troppo in vista rispetto a quello che poteva essere invece un parcheggio qui, tra l'altro molto più comodo. Questo è un dettaglio che ha voluto sottolineare l'ex marito Yuri Groppi nell'intervista che ha rilasciato poco fa, quando ha detto che l'auto che è stata parcheggiata in un posto più riservato rispetto a questo parcheggio potrebbe lasciare intendere che la donna non voleva farsi trovare agevolmente. Ci sono delle segnalazioni, i carabinieri riferiscono che i 2 ragazzi con la mamma sono stati avvistati in un centro commerciale a Villesse in provincia di Gorizia e poi l'ultimo passaggio dell'auto intercettato dalle telecamere sulla viabilità di questa zona si riferisce a Tavagnacco. L'auto è stata poi ritrovata il giorno 8 qui a Tarcento.
arrivano tante segnalazioni. Dal momento in cui è stata ritrovata l'auto ed è stato diffuso l'appello per estendere il più possibile la notizia e fare in modo che chiunque abbia intercettato la mamma con i 2 ragazzi possa segnalarlo e contribuire a tracciare il percorso e quindi a trovare la mamma e i 2 ragazzi scomparsi. Dal momento in cui è stata ritrovata l'auto sono arrivate decine e decine di segnalazioni. Questo naturalmente è un fatto positivo perché consente di poter, come detto, tracciare un ipotetico percorso degli spostamenti dei 3 con i 4 cani, ma impone anche un lavoro di verifica che richiede tempo. In questo momento si sta verificando l'ultima segnalazione in ordine di tempo che risalirebbe ad un paio di giorni fa e sarebbe particolarmente attendibile. Prima di chiudere vi dico che sono un centinaio le persone impegnate in queste ricerche tra carabinieri, vigili del fuoco, forestale e protezione civile. Poco fa sono arrivati anche i vigili del fuoco del nucleo soccorso alpino speleologico, si cerca nei sentieri vicino ai corsi d'acqua. Le ricerche sono a tappeto, si batte ogni angolo, ogni metro, ogni centimetro di quest'area del Friuli, dalla quale sono arrivate le segnalazioni man mano sempre più vicine alla zona del Tarcentino, qui dove ci troviamo, ma segnalazioni che sono arrivate anche da Trieste, come detto, dalla provincia di Gorizia, un po' da tutta la regione, a partire da quando la mamma e i 2 ragazzi sono scomparsi dal Piacentino il 20 aprile scorso. Da Tarcento è tutto, a voi la linea. Grazie a Francesco Pezzella e a Giancarlo Celanta. Torniamo nel Veneto e parliamo del 54enne, già noto peraltro alle forze dell'ordine, che è stato bloccato a Terrassa Padovana, aveva aggredito l'ex convivente davanti al figlio minorenne. Per una gita scolastica del figlio minore degenerato in una doppia aggressione ai danni dell'ex convivente. Per questo un 54enne residente nella Bassa Padovana, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Bovolenta con le accuse di maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio. Fondamentale è la richiesta d'aiuto lanciata dalla donna al 112. Ha raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita nell'androne condominiale davanti al figlio minore. Il 54enne l'avrebbe spinta violentemente contro il muro per poi strapparle dalle mani le chiavi di casa e chiudersi all'interno dell'appartamento. Dopo alcuni minuti, di fronte alle richieste insistenti della vittima, avrebbe consentito alla donna e al bambino di rientrare in casa per poi aggredirla nuovamente. Dopo la chiamata della vittima al 112, la pattuglia dei carabinieri è arrivata subito sul posto. I militari hanno raccolto la testimonianza della donna e identificato l'uomo che, secondo quanto riferito, ha mantenuto un atteggiamento aggressivo e non collaborativo anche durante l'intervento. Dagli accertamenti è inoltre emerso che in passato la donna aveva già sporto ulteriori denunce nei suoi confronti, vicende che avevano portato anche a condanne definitive. L'uomo è stato quindi dichiarato in arresto e trasferito nella propria abitazione agli arresti domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica di Padova. Le tragedie della strada e gli addii strazianti come quello a Fausto Lamonato, l'imprenditore 56enne di Ponzano che era morto nello schianto in sella alla sua moto a Monastier, ieri i funerali a Giavera. Il rombo delle moto e delle vespe accompagnano l'arrivo sul sagrato della chiesa di Cusignana del Feretro, portato poi in spalla dagli amici della barca a vela. Dalle 2 ruote alle regate le tante passioni di Fausto Lamonato per l'ultimo saluto all'imprenditore 56enne. Una folla commossa si è stretta intorno ai familiari dilaniati dal dolore, dice durante l'omelia Don Dionisio Rossi, che parla della morte improvvisa di Fausto come di una folgorazione che ha colpito chi lo conosceva. Con la voce incrinata il parroco ricorda quando lunedì, dopo la tragedia, ha incontrato i genitori di Fausto, i loro visi, gli occhi arrossati, le lacrime, i ricordi condivisi dell'amato figlio andatosene troppo presto. Della sua disponibilità per i ragazzi ai quali comunicava interesse, gioia, aveva sempre qualche regalino da portare. Raccontavano del suo impegno nel lavoro, dell'attenzione a ogni piccola cosa, a non buttare via niente, a conservare e valorizzare. C'è sempre una vita bella da ricordare e rivivere, e per questo la sofferenza, che certamente si fa acuta, non toglie però la serenità.
una personalità che Fausto aveva costruito attraverso il suo lavoro, prima come dipendente, poi da responsabile. Aveva realizzato i suoi desideri sia nelle passeggiate in moto sia in navigazione. Ancora le parole di Don Dionisio. In un crescendo di emozioni il suo ricordo, l'ironia, la positività, la voglia di vivere, la sua propensione a socializzare passano attraverso le parole del cognato, dei vicini, degli amici, dei compagni di regata. Il tuo entusiasmo, la tua energia e il tuo amore per la vita resteranno per sempre un esempio da seguire. Persona preziosa e generosa, sempre disponibile, eri stimato da tutti per la tua correttezza e per il tuo carattere determinato. Ci mancherà la tua presenza a bordo, attiva e concreta, che faceva di te un velista con un grande senso d'altruismo. La vita mi ha riservato il privilegio di averti incontrato e sarei per me come per sempre. Sono certa che l'universo ti ha rivoluto con sé per farti fare da guida alle anime che non hanno ancora raggiunto la tua stessa pace interiore. Sono sicura che ti rivedrò nei miei sogni o chissà dove. E quando ti raggiungerò tra le nuvole sicuramente starai socializzando con tutti gli angeli del cielo. La sua essenza lascia un vuoto grande, difficile da spiegare, ma resterà nei nostri ricordi più veri, in quei piccoli momenti quotidiani che oggi acquistano un valore ancora più grande. Maltrattato e denutrito, parliamo di un cagnolino che è stato salvato dai carabinieri forestali. Al collo, pensate, aveva la catena di una bicicletta. Hector è un esemplare di American Bully di 4 anni, dolcissimo e giocherellone nonostante sia stato maltrattato, lasciato senza mangiare e senza terapie adeguate. A notare l'animale a Padernello una pattuglia dei carabinieri che ha allertato i colleghi della forestale. Immediate le indagini, l'odissea di Hector è iniziata a marzo quando la proprietaria ha deciso di cederlo ad un quarantenne. L'operazione dei carabinieri forestali non si è limitata alla tutela del benessere dell'animale, ma ha portato alla luce un intrigato tentativo di inquinamento probatorio. Il quarantenne è stato denunciato per maltrattamento di animale, ma nei guai sono finite 2 conoscenti dell'uomo, una donna di 60 anni e la figlia 29enne, che devono rispondere di favoreggiamento personale e intralcio alle attività di pubblico servizio a causa di una messa in scena architettata per sviare le indagini. Il cane, vittima di maltrattamento, era stato inizialmente nascosto nel garage del quarantenne e successivamente segnalato dalle 2 donne ai cinovigili del servizio veterinario del SUEM come animale vagante sul territorio di Volpago del Montello. Lo scopo, come accertato dalle indagini, era quello di far figurare l'animale come un semplice randagio e in questo modo liberarsene. Hector è stato sottratto ai 3. Si trova ora presso il canile sanitario di Ponzano Veneto. Ora spetterà alla Procura di Treviso procedere con l'eventuale affidamento ad un nuovo proprietario. I casi di questo tipo, spiegano i militari forestali, sono ormai parecchi ed è necessario sensibilizzare i cittadini che decidono di adottare questo tipo di animale. Torniamo in città a Treviso e parliamo dell'atto dei vandali o del vandalo che armato di motosega ha danneggiato in modo irreparabile 3 alberi a Monigo. Saranno per forza di cose abbattute. Caccia davvero a questo vandalo, a questi vandali. Gli aggiornamenti con Cristian Arboit, buongiorno. Via Contarini, siamo nella zona di Monigo a Treviso, dove caccia ai responsabili, ai vandali che nei giorni scorsi hanno segato 3 pioppi, un atto vandalico in piena regola che è stato segnalato alla polizia locale che è intervenuta sul posto e ha capito che erano degli atti probabilmente provocati da qualcuno che voleva nuocere. Per questo le indagini sono in corso, la polizia locale nelle prossime ore sentirà i residenti, acquisirà probabilmente anche le immagini della videosorveglianza. Qui con me c'è il vice sindaco Alessandro Manera, che è anche assessore all'ambiente. Manera, che scenario abbiamo davanti? Beh, persone io le definirei dei deficienti a fare questo, perché hanno segato la base di alberi forse trentennali e comunque alberi alti almeno 25 metri
peraltro mettendo in forte incolumità anche le case, perché gli alberi sono vicini, hanno segato la base, sicuramente hanno utilizzato delle seghe a motore, quindi come sentiamo adesso quelle che si stanno utilizzando purtroppo per abbattere gli alberi sono diventati pericolanti. Adesso faremo delle indagini, stiamo vagliando, la polizia locale sta a varie tracce su questo, però è una vergogna che delle persone facciano questo, delle piante sane. Vediamo adesso la pianta che è caduta. Ecco, pensate cosa sarebbe successo se fosse caduta sulla casa in direzione opposta o se fosse caduta qui sul parchetto dove giocano anche dei bambini, perché abbiamo il parchetto in prossimità. Ecco, questo è il punto, non so se possiamo anche avvicinarci, chiaramente mantenendo sempre le distanze di sicurezza. Uno dei pioppi è stato abbattuto, sono per l'appunto 3 e lo vedete insomma dalle immagini di Simone Merlo, parliamo di piante con un fusto di una certa dimensione, piante decennali. Quindi insomma siamo di fronte a un vandalo, a cosa? Beh, io più che un vandalo direi un atto criminoso, perché ripeto, oltre che a danneggiare le piante, che è un vero peccato che delle piante così belle, sono delle piante solidissime, cioè si poteva far male a delle persone, perché poi l'albero quando segato alla base così era stato segato per quasi 1/3 della sua base. L'albero cadere per questioni di un temporale, se qualcuno non se ne fosse accorto cosa sarebbe successo? E questo, ripeto, con un parco giochi di bambini vicino e con delle case di prossimità. Più che vandalo io direi veramente un delinquente, ecco, uno o più delinquenti. C'è da dire che è incredibile la velocità con cui hanno agito, perché abbiamo visto adesso per tirare giù l'albero ci hanno lavorato delle ore e per almeno mezz'ora, un'ora hanno dovuto lavorare per fare questo grande danno. Ecco, questo è il tema e quindi qualcuno potrebbe aver visto qualcosa, immagino Manera, che l'appello di Kasugana sia quello di riferire eventuali movimenti sospetti e aiutare la polizia locale nelle indagini. Sì, c'è da dire che i vicini qua sono stati gentilissimi, sono venuti ad avvisarci che non hanno sentito niente, perché probabilmente hanno confuso il rumore con chi tagliava l'erba, perché stavamo sfalciando l'erba su questo parchetto, e quindi probabilmente hanno confuso il rumore, perché giustamente uno fuori casa propria può non sentire dei rumori diversi, non se ne sono accorti. Le persone sono state gentilissime, ci sono diverse telecamere di abitazioni private e la polizia locale adesso vaglierà le immagini per capire se è identificabile qualcuno. Grazie Alessandro Manera, vice sindaco di Treviso, assessore all'ambiente. Quindi le immagini proseguono e nelle prossime ore la polizia locale aprirà anche chiaramente una discussione con la procura, perché chiaramente siamo di fronte a un gesto che certo non può definirsi una bravata. Da Via Contarini è tutto. Grazie anche a Cristian Arboit insieme a Simone Merlo e al vice sindaco nonché assessore all'ambiente Alessandro Manera. Adesso ci stiamo avvicinando alla seconda e ultima pausa pubblicitaria. Dopo la pubblicità noi avremo con noi il candidato sindaco del centrodestra a Venezia, Simone Venturini. Allora entriamo nell'atmosfera veneziana vedendo il servizio di Lorenzo Maier sulla Biennale di Venezia. Resta sempre forte il contrasto tra il ministro Giuli e Pietrangelo Buttafuoco. Sono stati giorni caotici anche di manifestazioni, anche oggi è un'altra giornata di questo tipo. Allora vediamo il servizio, poi pubblicità e poi di nuovo in diretta con Simone Venturini. Inopportuno citare le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Biennale di Venezia. Il Ministro dei Beni Culturali Alessandro Giuli, dagli studi di Sky, lancia un affondo al Presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco e annuncia che entro fine mese sarà in Laguna a visitare la 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia. Si sta parlando di arte di regime, cioè l'arte della Russia putinista che è presente a Venezia dopo 4 anni, grazie a un accordo che è stato fatto alle spalle del governo. Hanno avuto molto tempo Biennale e Russia per accordarsi sui termini di questo accordo e aggirare le sanzioni. La Biennale è autonoma e autonomamente sbaglia.
noi non siamo d'accordo, ma la Biennale effettivamente è autonoma. Dopodiché questa decisione ha innescato una serie di reazioni che hanno coinvolto anche l'Europa, la dissidenza russa non invitata alla Biennale, che però giustamente poi si è presentata, alcune illustri personalità internazionali che hanno deciso di non partecipare, compreso un grande regista russo che avrebbe dovuto rappresentare la voce della dissidenza. In generale ritengo che sia stata una grande occasione mancata, e chiudo. Se avessimo fin dal principio, come governo, come istituzioni internazionali, potuto conoscere i termini della questione, avremmo potuto perfino mettere al tavolo di un negoziato per un cessate il fuoco. Abbassiamo le penne e parliamo di pace, parliamo dell'essere umano e parliamo di qualcuno che deve ascoltare gli altri. Giuri risponde piccato anche al posto del vice premier Matteo Salvini, che venerdì sarà alla Biennale a visitare i padiglioni. Il ministro dei beni culturali elogia il padiglione Italia, di cui rivendica la scelta. Nella giornata dedicata all'Ucraina, anche qui forti critiche per la partecipazione della Russia, definita dagli artisti e curatori inaccettabile. Venezia però è piena e la Biennale si conferma un importante volano economico, mentre in mattinata c'è stata una nuova incursione anche delle Pussiraio. Il momento più importante della stagione veneziana inizia con l'apertura della Biennale, in modo particolare la Biennale Arte, e si concluderà con l'altra Biennale, che è quella della Mostra del Cinema, che comunque va a completare l'anno che si sta dimostrando davvero importante. Eccoci di nuovo in diretta, l'ultima parte di Focus TG l'avevamo anticipato prima della pubblicità. Continua il nostro viaggio tra i candidati sindaco di Venezia ed è un piacere avere con noi oggi il candidato del centro-destra, Simone Venturini. Buongiorno. Buongiorno a voi. Sempre di corsa, sempre in giro? Sì, ho un po' il fiatone. Allora, non possiamo non partire, visto che abbiamo lanciato prima della pubblicità il caso Biennale, insomma, che sta tenendo banco da giorni. È un tema che ovviamente riguarda la città di Venezia in primo piano. Cosa dici? Alle volte è incredibile come alcuni temi che al cittadino che ci guarda interessano relativamente, perché al cittadino interessa la sicurezza, il potere d'acquisto, il lavoro, la casa, potersi muovere, i mezzi pubblici, alla fine diventino poi temi in cui il paese si divide a metà. Io credo che la Biennale abbia il diritto di essere un ente autonomo, di fare le sue scelte anche artistiche, e che non possiamo in qualche modo essere schiavi e ostaggio di una guerra tra un ministro e un'istituzione culturale su appunto temi che lasciano un po' il tempo che trovano. La Biennale è un grande momento di arte, ma è anche un grande motore economico. Cerchiamo di non comprometterlo, cerchiamo di farla funzionare al meglio, cerchiamo insomma che questo periodo così vivace per l'economia veneziana lavori al meglio. Senza, diciamo, distrazioni, questo è il concetto. Senza distrazioni, ma senza anche alimentare appunto uno scontro che secondo me a tutti quelli che ci stanno guardando interessa relativamente poco. Sta assumendo toni anche personali di fatto, no? È diventato appunto, riguarda forse più una sfera di alti intellettuali che si stanno un po' scontrando. Ecco, io lascerei invece spazio ai veri temi concreti che interessano poi a chi vive la città e a chi deve ovviamente andare a lavorare ogni mattina e vive del suo stipendio. Allora, temi concreti. Lei è reduce da un incontro col ministro Urso al porto? Sì, c'è stato un importante incontro in cui il ministro Urso ha incontrato una serie di aziende, ha visitato tutta una serie di spazi infrastrutturali con l'idea di candidare Porto Marghera, con certezza insomma seria anche che venga scelto, per la Commissione Europea, per collocare lì uno dei due grandi hub per le materie rare. Sapete benissimo che insomma in questo mondo in guerra, in cui molto spesso poi si interrompono i traffici marittimi come sta accadendo oggi, avere degli stoccaggi di materie rare è fondamentale per tenere in piedi alcune filiere. Penso all'industria dell'auto, l'industria della farmaceutica, l'industria anche di tutta una serie di semiconduttori, di batterie, di componentistica anche per la difesa. Quindi ecco, Porto Marghera potrebbe diventare nei prossimi mesi la scelta della Commissione Europea per l'hub sud, poi ce ne sarà uno a nord verso Rotterdam, verso Amsterdam, per stoccare materie rare, materie prime importantissime. È evidente poi che noi abbiamo posto al ministro Urso l'importanza che non sia solo un magazzino
magazzino, ma che sia invece l'innesco di una nuova filiera anche del riciclo delle materie rare, della produzione di materiali derivati dalle materie rare, e così da fare in modo di portare industrie e posti di lavoro nelle aree che oggi sono dismesse e che possono tornare a ospitare produzione industriale. Cioè l'idea che Porto Marghera resti vocazione industriale che possa crescere è importantissimo, magari portando, e l'ho detto al Ministro prima pubblicamente, anche un pezzo di quell'industria della difesa che Fincantieri e Leonardo hanno in giro per l'Italia e che altre città si tengono ben stretto, ecco, portarcela anche a Venezia, perché rispetto alla produzione di navi civili o di altre cose, l'industria della difesa mobilita molti più soldi e molte più professionalità, e quindi il territorio beneficerebbe anche di professionalità meglio pagate e la città crescerebbe economicamente. Ecco, l'altro grande elemento economico che riguarda soprattutto la città ovviamente di Venezia, centro storico, riguarda il turismo, e c'è il grande dibattito. Pensi che abbiamo recuperato un servizio di qualche anno fa, anzi di 40 anni fa, su Antenna 3, sulla nostra gemella dell'archivio, nel quale si parlava, l'allora sindaco Nereo Laroni parlava del problema del turismo a Venezia, ed era 1987, quindi tanto per ribadire che è un tema di cui si discute da 40 anni, però è un tema che resta di fatto, no? E sul quale vi siete scontrati anche con i vostri avversari, soprattutto con Andrea Martella. Il contributo di accesso funziona, non funziona, bisogna rivederlo, deve essere mantenuto? Lei pensi che abbiamo trovato invece uno di 20 anni prima, del 1964, in bianco e nero, Istituto Luce, che inizia il suo servizio così: c'era una giornalista inviata a Venezia, scocca l'ora d'allarme per Venezia, il turismo di massa invade la città, ecco. 1964, quindi ecco, si va ancora a ritroso. Allora la risposta più onesta e semplice è che per 70 anni nessuno ha fatto nulla per gestire il turismo giornaliero a Venezia. Non c'è il turismo, poi ci sono vari tipi di turismo. Il turismo giornaliero è un pezzo di una categoria molto più ampia, che è quella del turismo. Non tutto il turismo è uguale, il turista che pernotta all'Hotel Gritti è una cosa, quello che arriva e vive in campeggio al Cavallino e magari viene in giornata è un altro tipo di turismo, quello che sceglie il turismo esperienziale nelle isole è un altro. Quindi ci sono vari tipi di turismo. Il turismo giornaliero, quello che arriva in massa in alcune giornate di primavera e di autunno e in qualche modo arriva sempre alle 10 di mattina in stazione, fa Strada Nova, arriva a Santi Apostoli, gira a Rialto, intasa la Calle di San Giovanni Crisostomo, eccetera, eccetera, eccetera. Quel tipo di turismo è un turismo che lascia poco alla città e crea molti problemi. E quindi si è riusciti, dopo 70 anni di discussioni, professori che scrivevano libri, sindaci che ovviamente si interrogavano rinviando sempre il problema, a chiedere al Parlamento una norma che ci desse la possibilità di intervenire sul turista giornaliero. Questa norma è arrivata. Lei mi chiede, è perfetta? No, va migliorata. Se mi chiede è soddisfatto del punto di arrivo, le rispondo che è un punto di partenza l'attuale situazione. Si deve, secondo me, potenziare questo strumento, alzando anche la tariffa in alcune giornate, collegandola al numero di prenotazioni sopra una certa soglia, cioè sopra una certa soglia di carico della città alzare di più il prezzo, anche per ricavare delle risorse con le quali finanziare alcuni servizi per i veneziani. Quali? Due ad esempio, destinare interamente il garage comunale, il garage di Sant'Andrea, ai residenti invece che affittarli ai turisti. Per fare questa scelta servono dei soldi, perché c'è un delta di prezzo di entrate per AVM, e in parte possono essere coperte dal contributo d'accesso. Realizzare un nuovo parcheggio in area portuale, dove c'è l'ex compagnia lavoratori portuali, per i veneziani è un altro tema importante. Abbassare dei costi di trasporto o di raccolta rifiuti per i cittadini veneziani, secondo me, è importante. Quindi estrarre un po' di risorse dalla filiera di un turismo che non porta nulla se non alle volte disagio alla città, e dall'altra parte disincentivarne l'arrivo, è molto utile, e lo contributo rafforzato potrebbe raggiungerlo. Il mio avversario Martella continua a dire aboliamo e poi faremo un tavolo, ragioneremo, studieremo, vedremo, faremo. È un modo per prendere tempo e per perdere altri 5 anni senza far nulla. Materia in cui la sinistra veneziana è perfetta. Lo sta facendo sul turismo, lo vuole fare sul porto adesso, dicendo che sostanzialmente non serve scavare, non serve fare manutenzione dei canali portuali, non serve rendere agibili i canali per le navi. È il modo migliore per chiudere in 7 anni il porto. Noi nel giro di 7 anni, se la sinistra dovesse governare Venezia,
e con tutti i rinvii, i no e i comitati vari è il modo migliore per chiudere il porto. Non c'è un problema ambientale correlato agli scavi? No, perché non si chiedono nuovi scavi, si chiede di fare la manutenzione dei canali esistenti. Ci sono dei canali esistenti che hanno una certa profondità, ogni anno arrivano dei sedimenti che si posano sul canale e quindi tolgono un po' di profondità, bisogna ogni anno fare la manutenzione del canale, cosa che la Serenissima faceva costantemente, tanto che poi ha deviato il corso dei fiumi nei secoli per evitare che la laguna si interrasse. È un processo naturale, i fiumi e comunque i fanghi si sedimentano, vanno sul fondo del canale, il fondo del canale si alza. A un certo punto certe navi non possono più entrare, parliamo delle navi merci che fanno il giro per il canale Malamocco. Quel tipo di navi generano un indotto di 26.000 posti di lavoro. Interessa o non interessa al mio candidato avversario Martella salvaguardare quei 26.000 posti di lavoro? A me interessa molto perché sono posti di lavoro particolarmente qualificati. C'è proprio un'idea diversa, l'idea del fare, che è tipica di chi ha amministrato una città, di chi sa che un sindaco non può rinviare i problemi, e l'idea del chiacchierare, rinviare, fare discorsi di 15 minuti senza dire niente, che è tipica del parlamentare. Ecco, in quello c'è una differenza sostanziale tra un aspetto pragmatico di chi la città la conosce, la vive, ci è nato, ci lavora e la studia, e di chi arriva un po' come turista per caso e prova a interpretare i bisogni di una città senza avere delle soluzioni concrete, anche per tenere insieme purtroppo una coalizione, la sua, che è molto eterogenea e va dalla sinistra più estrema ad alcuni ex democristiani. Il tema, tornando al tema del turismo, il problema della massa di turisti si potrebbe anche risolvere, dico io da uomo della strada, diversificando l'offerta, già si fa immagino, però per evitare che ci siano sempre gli stessi luoghi da visitare. Venezia è un tesoro davvero che spesso è inesplorato. Sì, verosimilmente però, come insomma avviene in tutte le città del mondo, la gente che arriva la prima volta a Venezia dall'America, Rialto e San Marco, vuole vederle per forza. Dopodiché possiamo convincerli ad andare a vedere tanto altro, lo stiamo facendo con degli itinerari anche proposti che coinvolgano anche gli artigiani e le produzioni artigiane, però è da libro di scuola pensare che si possa dire all'americano che arriva, o meglio l'americano no, perché arriva con l'aereo, sta qualche giorno e quindi verosimilmente si gode la città in modo diverso, ma il turista pendolare che arriva col pullman dalla Polonia e dorme a Verona e scende in giornata a Venezia, lui è venuto per farsi la foto al ponte di San Marco. Servirebbe un'educazione diversa al turista. È chiaro che oggi col turismo di massa, per fortuna tutti viaggiamo molto di più, i prezzi aerei sono calati, possiamo andare a fare più viaggi in giro per il mondo, ma come viaggiamo noi viaggiano anche gli altri. Una volta il turismo era riservato a un'elite, ecco, forse non è il caso di rimpiangere quei tempi, altrimenti nessuno di noi viaggerebbe come ha viaggiato in questi anni. Dall'altra parte però servirebbe anche un'educazione diversa. Per quello insomma anche l'idea che Venezia debba avere qualche strumento in più particolare, speciale, come quello di un contributo d'accesso, è fondamentale. L'altro tema grande, perché riguarda sia Venezia che la terraferma, è quello della sicurezza. Sempre Martella ha portato, diciamo, l'altro giorno Gabrielli con lui, l'ex perfetto. Il tema della sicurezza riguarda due elementi: le forze dell'ordine, la presenza delle forze dell'ordine, la prevenzione ovviamente. Si conciliano questi due elementi? Come si possono conciliare? È stato fatto? Si deve migliorare? Aggiungerei un terzo elemento, la riqualificazione urbana, quindi grandi progetti che tolgono alcuni buchi neri nel centro di Mestre, che sono stati generati dalle amministrazioni di sinistra degli ultimi 30 anni. Penso al grande buco dell'Umberto I del Lido, penso all'operazione della scuola Monteverdi a Marghera, messa in vendita da Cacciari e poi sostanzialmente lasciata allo sbando, e che oggi invece ospiterà la nuova grande questura di Mestre, nei prossimi 2 anni sarà pronta e cambierà il volto di quella zona di Marghera, ma penso anche alla nuova grande stazione di Mestre, quindi grande riqualificazione urbana che per essere fatta ha bisogno di grandi sì. Non servono i comitati che con gli striscioni blocchino gli scavatori, ma se questi progetti non partono ne risente anche la qualità urbana, i valori immobiliari intorno e anche la sicurezza. Ho visto anch'io di questa passeggiata famosa col prefetto Gabrielli, che sembrava, che è in pensione, quindi non è, insomma, è una persona in pensione, che sembrava essere salvifico. Io ho chiesto a un po' di amici milanesi com'è stata l'esperienza del super consulente Gabrielli, del sindaco Sala a Milano, e tutti mi dicono che è stata disastrosa.
cioè che nessuno rimpiange quel momento, tant'è che a un certo punto si è interrotto questo rapporto di collaborazione e mi pare che Sala abbia avvocato a sé la delega alla sicurezza, che non mi pare vada meglio lo stesso. Cioè Milano oggi è la città più insicura in Italia in termini di reati e di appunto delinquenza, e quindi non vedo perché dobbiamo andare a prendere come esempio la città più insicura d'Italia. Andiamo a prendere magari quella più sicura, se proprio dobbiamo trovare uno che ha fatto un'esperienza nella città più sicura e vuole darci dei consigli qua a Venezia. Invece il PD va a prendersi qualcuno che ha amministrato la sicurezza nella città più insicura d'Italia, che non mi pare oggi sia un modello da seguire. Sul tema sicurezza io lo dico chiaro e tondo. Abbiamo aumentato in questi anni la polizia locale fino a 500 unità, dobbiamo potenziarla ulteriormente per arrivare a 700 unità in modo da garantire in tutte le turnistiche, in tutte le fasce orarie una presenza sul territorio. Dopodiché se cambiassero anche le leggi nazionali aiuterebbe, perché c'è un certo lassismo e devo dire che finalmente il decreto sicurezza recentemente approvato dà qualche strumento in più anche ai sindaci, ecco, su questo registro che invece il centrosinistra ha votato contro. Il decreto sicurezza prevedeva ad esempio sanzioni per il porto d'arma, di coltello, prevedeva dei DASPO rafforzati in caso di comportamento sbagliato, dava ai sindaci, tutti i sindaci d'Italia che tutti chiedono maggiori strumenti, qualche potere in più per castigare o punire o allontanare o disincentivare alcuni comportamenti violenti che poi non vengono quasi mai perseguiti dal sistema giudiziario italiano. Ecco, qui il PD, Martella, tutta la sua coalizione hanno votato contro il decreto sicurezza perché ideologicamente hanno delle idee diverse, probabilmente più inclusive, più vogliamoci bene, più accogliamo tutti, accarezziamo tutti, salvo poi lamentarsi se c'è uno che va via di matto e distrugge gli specchietti in una via. Ecco, oggi davanti a queste situazioni, senza il decreto sicurezza recentemente approvato, le cose da fare erano pochissime. Ovviamente più forza dell'ordine, riqualificazione. Il tema casa è strettamente legato, il tema casa perché ci sono tante case sfitte sia a Mestre che a Venezia peraltro, è un altro tema perché Venezia continua a perdere continuamente e costantemente abitanti. Ci troveremo a un punto in cui non ci saranno più i veneziani di fatto. Guarda, io negli ultimi anni ho assegnato 1200 case comunali, facendo anche una scelta di dedicare parte di queste case a dei bandi social housing per le giovani coppie che lavoravano nel territorio, e questo ha fatto sì che 500 famiglie potessero quindi avere una casa. Nel frattempo alcuni giudici hanno dichiarato non più legittimo inserire dei punti aggiuntivi per i veneziani nei bandi per la casa. Quindi insomma sappiano i cittadini veneziani che grazie a un ricorso fatto da alcune associazioni di sinistra di Padova che hanno impugnato la legge regionale e anche il bando del Comune di Venezia, non possiamo più dare punti in più ai cittadini veneziani che partecipano ai bandi per le case nel loro comune. Quindi il cittadino veneziano col cittadino di Milano, di Roma o con quello appena sbarcato sostanzialmente a Lampedusa hanno gli stessi diritti per accedere alle case comunali del Comune di Venezia, che è una follia. Ma dobbiamo ringraziare di questo queste associazioni di Padova che hanno fatto questo tipo di ricorso. E invece dall'altra parte il Comune ha messo sul piatto 50 milioni di euro negli ultimi 5 anni per restaurare quante più case comunali possibili. C'è un altro tema che riguarda l'Ater, che ha un numero sì molto vasto di case sfitte. Io sull'Ater ho una mia idea, ne ho parlato col presidente Stefani, mi confronterò nuovamente con lui, perché nel piano casa che il governo Meloni ha appena approvato, nel piano casa che la regione vuole approvare, ci sono tutti gli elementi per fare un ottimo lavoro anche sull'Ater, sulla falsariga di quanto fatto come comune negli ultimi anni. Domani c'è una grande festa col Venezia Calcio che farà il suo corteo in Canal Grande, poi l'abbraccio ai tifosi in piazza San Marco. Immagino che ci sarà anche lei, insomma, darà qualche abbraccio ai ragazzi del Venezia che peraltro adesso vivono un'avventura anche nuova imprenditoriale con la nuova guida della società, e c'è come dire, lo scenario dello stadio. Sì, anche lì abbiamo incontrato ieri pomeriggio la squadra a Forte Marghera, la incontrerò di nuovo questa sera perché saremo allo stadio a festeggiare con il Venezia Calcio e poi faremo il corteo con l'arrivo in piazza San Marco domani pomeriggio, quindi un momento di festa per la città, di nuovo la Serie A che si unisce a un'altra grande festa perché lo stadio è in fase di realizzazione. Un altro tema come il tema del turismo, di cui se ne parlava da almeno 60 anni nella nostra città, in cui precedenti amministrazioni avevano detto che si sarebbe fatto a Tessera senza poi indicare né come né quando. Questa amministrazione l'ha realizzato, un'arena sportiva
con accanto uno stadio e tutto intorno un bosco con 80.000 alberi, quindi una grande operazione anche che ha ridotto le cubature previste su quell'area dai precedenti piani regolatori ereditati e ha dato una risposta finalmente di infrastrutture sportive. Anche su questo adesso l'arena è quasi pronta, lo stadio in fase di costruzione, difficilmente qualcuno che non era d'accordo, quindi il centro-sinistra, potrà provare a bloccarlo. Quello che mi preoccupa è: riusciranno a garantire i tempi, riusciranno a garantire i parcheggi, riusciranno a garantire i collegamenti, cioè ci metteranno quella passione, quella capacità che ci ha messo questa amministrazione per realizzarlo, o sostanzialmente con 1000 parole, 1000 dubbi, il comitato, quello che si lamenta perché disturba la traiettoria del Gabbiano, eccetera, rischiamo di bloccare anche questo cantiere con rinvii, ritardi e quant'altro. Ecco, su questo io starei in guardia, come sto in guardia sul porto, i 26.000 posti di lavoro coinvolti, e come sto in guardia anche su questi accordi che stanno nascendo con pezzi di comunità islamica di cui vorrei capire bene il contenuto. Ecco. Il tema e la polemica anche di questi giorni, no? Dei bengalesi, candidati, eccetera. Sì, il centrosinistra ha fatto un'operazione abbastanza evidente di prendere pezzi interi di comunità bengalese e candidarla nelle sue liste. Non ho capito quale fosse l'accordo che sottostà a questo tipo di dice che c'è un vote des. Ma è evidente che in qualche modo questa comunità avrà posto delle istanze al candidato che ne ha accolti tanti nelle loro liste, e vorrei capire quali sono queste istanze. No, c'è una fetta di comunità islamica e di bengalesi che, diciamo, votano centrodestra, sono nel parte ma il tema non è il voto, Prince Aulader, penso alla comunità. È il numero di candidature e le modalità con cui è stata fatta, che proprio sa da sostanzialmente tentativo di accaparrarsi i voti di pezzi di comunità bengalese. Io credo che ci debba essere un grande lavoro di integrazione, come già avviene con moltissime comunità. La comunità filippina è perfettamente integrata, la comunità macedone, la comunità rumena e la comunità albanese, sono tutte molte persone anche molto imprenditrici, ecco, come attività. Ecco, però bisogna farlo alla luce del sole, senza arretrare sui diritti civili, in particolare sul tema dei diritti delle donne. Cioè, non ci nascondiamo che pezzi di comunità islamica e pezzi di comunità bengalese islamica sulla considerazione sui diritti della donna hanno delle posizioni. Ecco, mi chiedo come questo si concili poi con la storia della sinistra italiana, che da sempre dice giustamente a voce alta tutta una serie di diritti che però non sono compatibili, almeno se non me lo spiegano come, con alcuni ragionamenti che sento invece provenire dall'altra parte. Quindi mi pare sia una grossa forzatura, che non vuol dire, per quanto mi riguarda, non dare valore all'integrazione. Do pieno valore all'integrazione, come credo che ci sia libertà di culto nel nostro paese, ma anche questo non vuol dire trasformare Mestre in una grande moschea con 7 minareti e 8 cupole. Un minuto, perché siamo davvero coi tempi stretti, però le lo chiedo. Lei è sceso in campo dicendo: la nostra sarà una campagna elettorale, insomma, del sorriso, senza attaccare in modo feroce. È stata una campagna elettorale però dove non sono mancati anche degli attacchi alle sedi. Sì, ci hanno vandalizzato le sedi, a me e altri 2 partiti della coalizione, ci hanno strappato anche dei cartelli questa notte che avevamo appeso sulle classiche plance che vediamo, quelle anni 80 in ferro, in giro per le piazze e i campi della città. Insomma, ce lo aspettavamo. Sappiamo che nella coalizione avversaria ci sono pezzi di sinistra a sinistra, anche fa riferimento, insomma, a certi mondi, quindi, insomma, sappiamo benissimo che tocchiamo certi nervi scoperti. Lo si sapeva fin dall'inizio, ci mettiamo comunque tutta la nostra faccia e la nostra passione, perché crediamo che Venezia non debba consegnarsi mani e piedi a questo tipo di sinistra. La sinistra italiana ha varie anime, la sinistra veneziana invece ha un'anima tutta particolare, che a me preoccupa nel caso in cui dovessimo consegnare la città a questi. Io ringrazio Simone Venturini, grazie davvero per essere stato con noi. Restiamo però a Venezia, perché domani c'è, a proposito, un sit-in delle associazioni in difesa della sanità pubblica davanti al Giustinian. Grazie, ecco, vedo Matteo Pizzai ha già capito. Vediamo questo servizio e grazie ancora a Simone Venturini. Grazie a voi, buona giornata. Siamo sull'ordine di 3.000 firme che concluderemo la raccolta sabato prossimo con la manifestazione. Il ritrovo è previsto per le ore 10 al pontile ACTV delle Zattere, un corteo che sfilerà fino a Campo Santa Margherita per difendere e potenziare la sanità pubblica e l'assistenza sociosanitaria a Venezia e isole. Rivendicheremo innanzitutto il riconoscimento di zona disagiatissima per quanto riguarda Venezia. È uno dei modi per attrarre personale. L'altro
metodo, l'altro modo per attrarre personale, significa che in presenza di 2500 case vuote almeno una piccola parte venga data a chi vuol lavorare sulla salute dei cittadini veneziani. Non si ferma dunque l'attività delle associazioni che si sono ritrovate ancora una volta al Justinian dopo anni di dibattiti su quale struttura potesse ospitare il luogo ormai quasi fatiscente. Sul tavolo e in piazza le richieste della cittadinanza. Un progetto generale sulla assistenza sociosanitaria sul territorio. Una casa della comunità quindi che offre assistenza con un numero adeguato di personale medico-sanitario e che diventi punto cardine della sanità veneta, un luogo in cui diversi reparti dei servizi dialoghino per dare ai pazienti assistenza a 360 gradi. Se noi non combattevamo ancora 10 anni fa, 15 anni fa che stiamo combattendo, questo grande complesso diventava albergo o diventava sede di un istituto europeo. Quindi noi lottiamo perché la sanità è importante proprio per questo, è importante per salvare Venezia, per farla viva e vera, perché se la sanità non esiste i veneziani, quegli anziani vanno a abitare oltre, vanno a abitare in terraferma. Una raccolta firme aperta ormai qualche mese fa e che ora ne conta quasi 3.000. Dopo la manifestazione saranno depositate a Cafarsetti in attesa di una presa di visione. Dalle associazioni l'appello di essere ascoltate dalle istituzioni e la volontà di parlare con il direttore sanitario dell'Ustra Serenissima. Se si apre un tavolo di confronto, uno di questi punti è proprio capire come l'USL si stia attrezzando per un progetto qualificato. I due volti della sanità, abbiamo visto le criticità, ma poi c'è anche l'eccellenza come quella dei trapianti di fegato, i dati record nell'azienda ospedale Università di Padova. Io voglio interpretare questo aumento drastico e improvviso della disponibilità di donazione come una risposta al trauma collettivo della perdita del piccolo Domenico, sapete, in seguito a quel trapianto di cuore. Come al solito gli italiani rispondono ai traumi, ai grandi eventi con una grande generosità, con grande spinta, con grande disponibilità verso gli altri. È proprio dalle crepe che entra la luce. Il professor Umberto Cillo interpreta il record di 20 trapianti di fegato nel solo mese di aprile come una reazione positiva al dramma del piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni e mezzo deceduto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore. Il risultato raggiunto al centro trapianti dell'azienda ospedale Università di Padova lo consacra di fatto tra le eccellenze nazionali ed internazionali nel campo della chirurgia trapiantologica. Una macchina complessa da gestire, ma che parla di competenza, lavoro quotidiano silenzioso ed dedizione dell'equipe del professor Cillo. Per raddoppiare improvvisamente un'attività complessa come quella del trapianto di fegato c'è bisogno di un enorme sforzo logistico. Io credo che l'azienda ospedaliera di Padova abbia fatto proprio questo, ha messo a disposizione strutture, professionisti, medici, infermieri, spazi, proprio per affrontare questa crisi, che è una crisi positiva perché ci ha permesso di salvare tante più vite. Era un'occasione che non potevamo perdere. Un traguardo che non sarebbe stato possibile senza la generosità dei donatori, che secondo gli ultimi dati sono sempre più anziani. L'età media dei donatori in Veneto si sta alzando, è intorno ai 70 anni. Questo non è assolutamente una controindicazione alla donazione, anche perché grazie alla ricerca, grazie al continuo lavoro clinico e soprattutto all'utilizzo delle macchine da perfusione è possibile utilizzare anche organi di pazienti estremamente anziani. Per chiunque volesse esprimere la propria volontà donativa c'è un'importante occasione in programma. Ci si può esprimere in molti modi. Uno dei più importanti e fondamentali, anche in vista di una data di scadenza delle tessere di carta d'identità cartacea del prossimo 3 agosto, è possibile esprimersi quando verrà rinnovata la carta d'identità, in cui a tutti i cittadini e cittadine maggiorenni verrà chiesto di esprimersi in materia di donazione. Quindi è un appuntamento estremamente importante in cui bisogna arrivare documentati, informati. Quindi consigliamo sempre di consultare i siti istituzionali del Centro Nazionale Trapianti o del Coordinamento Regionale Trapianti per informarsi e fare una scelta consapevole. Adesso invece vediamo le immagini del conferimento di Alfiere della Repubblica a Roma al Quirinale del piccolo Marco Mazzariol, 15 anni, di Carbonera. Marco Mazzariol, per la tenacia con cui affronta fin dall'infanzia la malattia,
Con la sua gioia di vivere trasforma le difficoltà in opportunità e dà testimonianza al valore irrinunciabile dell'unicità della persona. Marco è uno studente del Trevigiano di 15 anni, convive fin da piccolo con la sindrome di Duchenne, una distrofia genetica rara e degenerativa, ma con la sua energia, con la sua positività, il desiderio di aiutare gli altri, ha trasformato la sua condizione in un messaggio di speranza. Al Quirinale è il giorno di Marco Mazzariol e dei nuovi alfieri della Repubblica, quasi tutti giovanissimi ma già impegnati e proiettati al futuro. L'emozione di Marco, studente al Max Planck e residente a Carbonera, sta tutta nella stretta di mano con il capo dello Stato e in uno scambio veloce di battute e di sguardi. Lo stesso Marco, ai nostri microfoni, aveva confidato che visitare il Quirinale era il suo sogno, lui che vuole diventare un politico e che già sta portando avanti le sue battaglie contro barriere architettoniche e mentali, anche attraverso l'associazione Parent Project. Come avere le idee chiare già a 15 anni e fare la differenza. Per Sergio Mattarella, storie da premiare ma non rare, con una narrazione del mondo giovanile che va rivista. So bene che le cronache il più delle volte danno notizia e accendono riflettori su episodi drammatici, su violenze, su illegalità. Queste purtroppo esistono e non vanno nascoste, ma sarebbe una deformazione della realtà e della sua rappresentazione se queste potessero oscurare, addirittura rimuovere, le tante ben più numerose notizie positive di grande valore. Dobbiamo superare le solitudini. Per questo conoscervi e raccontare, sia pur brevemente, le vostre storie è un momento di speranza. Complimenti davvero a Marco e a tutti gli altri premiati. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.